Esami medici, bollette e solleciti di pagamento recapitati con settimane di ritardo. Il comune di Valvasone Arzene si ribella ai disservizi delle poste chiamando a raccolta gli altri piccoli comuni della regione. Il sindaco Maur Mair annuncia un esposto all'autorità garante e la valutazione di una class action. Natascia Gargano. Spedita il 6 dicembre, recapitata il 9 gennaio, più di un mese per ricevere una lettera, nello specifico gli esiti di una donazione del sangue. È l'episodio accaduto al sindaco di Valvasone Marcus Maur Mair, l'ennesimo caso, spiega, di ritardo nella consegna della posta che lo ha spinto a farsi portavoce di un atto di accusa contro i disservizi del recapito postale. Ho già ricevuto segnalazioni da Sacile, da Meduno, da Casarsa, da Fontana Fredda, insomma mi sembra che sia un problema generalizzato che tocca tutto il territorio del Friuli Occidentale, ma credo di tutta la regione. Mi consegnano la posta una volta ogni 10-12 giorni. Quando mi recapita una posta, 5-6 lettere contemporaneamente. Il postino non è più come una volta, che era una questione storica, e i disagi sono enormi perché le bollette non arrivano, si diventa pazzi. 3 giorni fa ho ricevuto una lettera di una ditta di manutenzione degli ascensori con data 22 novembre, ho dovuto scusarmi con questa ditta per il ritardo del pagamento. Le faccio vedere delle lettere che sono dei semplici avvisi che sono arrivati dopo 25 giorni, degli auguri spediti il 15 di dicembre, sono arrivati l'8 di gennaio. Se lei poi va in posta e le chiede spiegazioni, le danno una lettera di reclamo che non serve veramente a niente. In un incontro a Roma, 20 amministratori del Friuli Venezia Giulia avevano già consegnato a Poste Italiane un documento che chiedeva il ripristino della consegna giornaliera della posta. Lo scorso maggio, poi, in comune a Valvasone, alcuni funzionari dell'azienda avevano assicurato un rimedio ai disagi, ma ad oggi ancora nulla e i sindaci sono pronti all'azione. Io porterò all'attenzione dell'ANCI, ho già cercato il presidente dell'ANCI. La mia intenzione è quella innanzitutto di fare un esposto all'autorità per la concorrenza e per il mercato, anche a fronte del fatto che Poste Italiane ha oltre 1 miliardo di utili anche nel corso del 2019. In arrivo anche una petizione digitale e la valutazione di una class action.